Buonasera, buonasera e ben ritrovati a Sette Sera. È venuto il momento di parlare di arte e di risate. Siamo sotto Natale, quindi l'ironia si porta in famiglia. E allora stasera ho voluto unire tutto. La famiglia più divertente, più famosa d'Italia è qui. Ci sono i Lignanesi con noi stasera. Do subito il benvenuto ad Antonio Provasio. Buonasera. Buonasera, ciao a tutti. E Luigi Campisi, buonasera. Buonasera. Fantastico avere qui la famiglia Colombo, ma me ne manca una. Manca la nostra Maviglia, manca la figlia. Dov'è? Anzi, un saluto a Enrico perché è influenzato alla febbre, allora speriamo, innanzitutto facciamo gli auguri di buona guarigione, di pronta guarigione più che altro. Rimettiti. Rimettiti, ma non è che vi sta fregando da quando è diventata Miss Legnano? Vedi che Alessandra le sa le cose. Sfila sempre in abiti non succinti, troppo. Succinti, e allora? E allora ha preso freddo. Succinta, tornerà a casa con qualche sorpresa. Sentite, qua voi non avete in questo momento gli abiti di scena. Allora, quanto di voi però c'è, quando nella vostra vita normale, quanto Giovanni e quanta Teresa sentite in voi? Guarda, quando... Giovanni forse è un po' più facile. Quando fai queste domande sono sempre io poi. Quando fai queste domande veramente mi si riempie il cuore. Quanto c'è? Probabilmente c'è più di quanto ci sia. Bella come portiamo all'esasperazione magari, sai, i nostri pregi, i nostri difetti, non ci inventiamo niente. Poi io come Giovanni cosa vuoi che faccia? Tiro fuori tutta la mascolinità che c'è in me. E sulla Teresa non so lui. Tiro fuori tutta la femminilità che c'è in me. No, però comunque insomma c'è sempre un po' di femminilità in un uomo, no? E quindi insomma io ho la fortuna di portare sul palcoscenico questa matriarca, no, lombarda. Te la sfoghi così. Esatto, me la giro così e poi insomma è la cosa brutta è che quando sono magari con la mia compagna a fare la spesa al supermercato sento gridare Teresa, mi viene da girarmi, diventa un problema. Quello sì, non è un momento bello. Si gira. Sentite, veniamo subito a oggi, perché voi siete appena tornati da Firenze, dove avete avuto veramente un grandissimo successo. Allora, innanzitutto, complimenti, ma cos'è successo? Come è andata e come mai fuori dalla Lombardia? È successo che è stata una domenica da non dimenticare, una cosa meravigliosa davvero. Noi siamo davvero grati al popolo fiorentino perché ci ha accolto in una maniera davvero incredibile. Noi abbiamo fatto spettacolo il 18 di dicembre, domenica 18 dicembre al Teatro Verdi di Firenze. Abbiamo voluto non ghettizzarci perché per noi era importante portare fuori dal nostro territorio, dal nord Italia, quello che è la storia, no, della compagnia, dei Lignanesi, la storia delle tradizioni, la cultura, il dialetto lombardo, e devo dire che ci siamo riusciti. Insomma, è stata una domenica meravigliosa, abbiamo fatto quasi 800 spettatori al Teatro Verdi appunto a Firenze con la nuova rivista, e devo dire che è stato bello, è piaciuto tantissimo, hanno creato con noi questa sinergia che è fondamentale per i nostri spettacoli, ci si è divertiti insieme, sono stati veramente eccezionali, alla fine c'è stata addirittura una standing ovation, quindi ho visto dei miei attori piangere, veramente, lacrime agli occhi sul palcoscenico, è stata un'emozione incredibile. Insomma, solo il teatro può dare, siamo in televisione, però solo il teatro può darti queste soddisfazioni. Infatti quello di stasera è un invito ad andare a teatro, perché sicuramente, adesso, vi racconteremo tutta la vostra stagione, una stagione che stupisce e sorprende, poi questo spettacolo è veramente bellissimo, ma ve lo diciamo tra un secondo, perché prima di tutto voglio capire in Toscana i fiorentini come hanno fatto a capire il vostro dialetto. L'avete un po' modificato? È un dialetto che man mano si evolve, man mano che andate per nuove regioni? Prima eravamo in camerino a Firenze. Abbiamo fatto un briefing, hai ragione, e sai, le stesse domande che ti poni tu ce le siamo poste anche noi, però abbiamo deciso di non modificare il nostro modo di stare sul palco, perché alla fine i Lignanesi hanno questa caratteristica, siamo una compagnia di teatro dialettale e sicuramente andare in Toscana e parlare italiano avrebbe snaturato. Abbiamo italianizzato qualche passaggio e al limite abbiamo ripetuto la battuta dal dialetto, l'abbiamo poi ripetuta in italiano. Però
visto il successo... Capivano sì che capivano, sì, ovviamente. Sì. Ma ti dico, certo. siamo stati noi i primi a stupirci, cioè avevamo proprio paura di questa situazione, no? Però insomma hanno fatto storia comunque Govi o De Filippo, no? Le commedie di De Filippo in napoletano quando venivano a Milano, vengono a Milano e le propongono ai milanesi, non le snaturano, no? E quindi anche noi abbiamo proprio fatto così e probabilmente è stata la carta vincente. Certo. Infatti alla fine sono usciti e ho detto, cavoli, questi francesi sono bravissimi. No, scherzo, però è piaciuto tanto. Sentite, lo spettacolo che avete portato, come si chiama? Dovete dirlo voi perché io purtroppo il mio accento dialettale Allora, io dico una cosa, se a Firenze ci capiscono, possibile che qui a Milano una conduttrice come te non è capace? Allora noi adesso diciamo poi lo ripeti. Vai, proviamo. Allora, quest'anno la compagnia porta in scena con il debutto nazionale al Teatro Smeraldo di Milano dal 30 di dicembre al 12 di febbraio, l'ultima rivista della compagnia dal titolo Sem Nassu par Pati e Patem. Adesso Alessandra lo ripete. Ok, allora, Sem Nassu par Pati e Patem. Nassu lì, insomma, però insomma via. Devo un attimo Gigi, concentrarmi ce la facciamo. Prima della fine della serata. Io di cognome faccio Campisi, senti, Sem Nassu par Pati e Patem. E mai il titolo fu così azzeccato? Perché in questo momento... Ma scherzi. Assolutamente, sentite, perché avete detto adesso sarete al Teatro Smeraldo, perché per noi lombardi è un po' una tradizione passare il Capodanno con voi. Allora, anche quest'anno iniziate da lì, ma poi la vostra tournée continua sempre fuori dalla Lombardia. Avete fatto la Toscana, andate verso l'Emilia, ma ancora più là in Piemonte, andate veramente in tanta Italia. Sì, davvero, quest'anno abbiamo proprio puntato insieme alla nostra agenzia, insieme a Chico Barlocco, il nostro art director, e poi a Gigi, Enrico, insomma chi ha potere decisionale in questa compagnia, Sandra Musazzi, la figlia del grande Felice Musazzi, abbiamo proprio deciso di puntare sull'estero. Abbiamo proprio deciso di uscire da quello che è il nord Italia e provare a fare qualche spettacolo in qualche capoluogo di provincia. E quest'anno appunto abbiamo scelto Firenze, lo abbiamo già detto, poi probabilmente ci sarà Genova, Torino e forse, non si sa ancora, se arriverà addirittura nella capitale. Siamo ancora un po' in fase embrionale, stiamo vedendo di decidere un momentino il periodo, eccetera. Vorremmo veramente provare a fare qualche serata anche a Roma, al Teatro Sistina. Sì, sarebbe veramente bello, ci inorgoglisce questa cosa, no? E saremo davvero veramente felici, insomma. Ecco. Allora voi portate le vicende di Cortile in scena, però veramente attualizzate, e con questo spettacolo più che mai, perché in momento di crisi ovviamente si parla del patì. Ma cosa succede in teatro, in questa commedia? Quali sono le vicende cardine? Allora, litigate, non litigate, tu... Però sei un po' uguale al Giovanni, non parli mai. Guarda, Lui è il Giovanni, non è che è un po' uguale al Giovanni. Ti ho appena detto che... Cioè, ormai lui adesso probabilmente cambierà anche la carta di identità. Giovanni Colombo anziché Luigi Campisi, perché praticamente lui così. Poi dicono che poi parlo sempre io, non è bello, io lo dico al nostro pubblico. Cavoli, non è colpa mia, io ve lo giuro che potesse morire il mio Giovanni in questo momento. Io ve lo giuro. È lui che non vuole parlare, però adesso gli facciamo raccontare a lui lo spettacolo. 30 secondi di trama? 30 secondi sono... Vai. Per partire 30 secondi. Come tutti gli anni abbiamo deciso, che poi è la nostra caratteristica, di fare partire tutto dal cortile. Il cortile per noi è l'ombelico del mondo, questo qui segnalo perché bellissima, bravo, sarà contento Giovanotti. Perciò sai, faccende di cortile, litigate, meno... Bellissima questa immagine. Lo stiamo vedendo, sono bravi questi qui, cortile, questo qui. Situazioni di cortile sempre che non le svegliamo perché sennò certo, poi la gente arriva a teatro e dice sappiamo già anche la trama. Poi balletti, costumi, coreografie bellissime, come chi viene a vedere le Milanesi sa. La seconda scena com'è? Arrivano le 200 ore, c'è la gratifica natalizia, è un classico. La rivincita del Giovanni. Eccola qui, la stiamo vedendo adesso. E il Giovanni praticamente porta a casa nel periodo natalizio appunto questa gratifica natalizia, arrivano i soldi e spera, vedi questo strip fatto dalla grande Teresa, no, così fanno vedere anche un pezzettino di strip, no, è meglio così, lasciamo così. Insomma si dice che forse magari una volta all'anno il Giovanni riesce a consumare con la Teresa, almeno quando porta a casa la gratifica natalizia, ma non è così, però non vi svegliamo più di tanto. Nella seconda parte invece
si avvera il sogno della Teresa e Giovanni passa a miglior vita. Ecco, e allora, insomma, lì così poi ne nasceranno appunto. Poi esatto, si sognano anche dei viaggi. Viaggi, scenografie, musiche incredibili, ripeto, curati da Enrico Dalcieri, appunto la nostra Mabiglia. Si arriverà alla fine del primo tempo nei Caraibi addirittura, con i pirati, i bucanieri, insomma è uno spettacolo veramente ricco. E oltre a voi tantissimi attori sul palco, li vediamo, ma quasi scene da musical, perché le canzoni sono tantissime. Cosa ne dite se prima di lanciare la pubblicità ne sentiamo proprio una? Ma siamo qui a Va bene? Vai, e allora adesso partiamo con la canzone di Stemna su Parpati e Paterno. Bravissimo. Vediamo, e poi tornate qui, pubblicità dopo. Sono corsara poi eccentrica, sono anche molto romantica, ma quando macina l'elica, asscioppa la bomba atomica. Questa è una notte sei magica, l'aria frizzante ed eufonica, con la Mabiglia energetica, più che una cura antibiotica. Allora giù alta c'è bevi o no, ma che pirata burmenga te sei, te rima e brutta vecchia. Teresa, alle non cagando troppo. Per forza, la bambina, ma tiraci la vita, te vedi no che te che giù. Alem, i pirati nel Masem, a lei giù andam, alla salta del Savan. E questi sono i Legnanesi, adesso un po' di Pubblicità. torniamo subito.